Per Luca Zaia sarà il Big Bang delle riforme e se Big Bang sarà quello dell'autonomia dopo la trattativa con Roma, lo si dovrà a una massa che si è riversata ai seggi. Obiettivo: votare. 98,1% sì, 1,9% no. I veneti si sono espressi e si sono espressi andando alle urne. 57,2% spettro del quorum dissolto, un trend che alle 12 vedeva già il 21% ai seggi e il superamento della barriera alle 19 con il 50,1%. Dunque 57,2% finale con quel bacino virtuale in più dei veneti all'estero, 8% che non hanno potuto votare. Vicenza la provincia al top, 62%, seguita da Padova 59,7%, Treviso 58,1%, Verona 55,5%, Venezia 53,7% e Maglia Nera a Rovigo, l'unica dove il quorum non è stato superato. A trainare verso il voto è stata la provincia, non i grandi centri. Interessante lo scarto tra città capoluogo e resto del territorio. A Padova, Verona, Rovigo, Venezia, cifre sotto il 50% con la città lagunare al top in negativo. Le piccole e medie città dunque hanno fatto scaturire l'onda, come Roverè Veronese, massimo assoluto raggiunto con il 76,2%, o Nogarole Vicentino, 75,4%, o Borso del Grappa, 70,6%. Ma ci sono stati anche i flop come Soverzene nel Bellunese con il 23%. In ogni caso, l'Urlo del Veneto parla di oltre 2.300.000 votanti, giovani e anziani, di tutte le estrazioni sociali. Chi ha votato subito, quando era ancora buio, chi ha atteso ma non si è fatto scoraggiare dalla pioggia. Un movimento di popolo che ha anche orgogliosamente rivendicato la scelta, a volte con ironia, valanghe di selfie e foto con la ricevuta di voto sui profili Facebook e anche chi ha votato avvolto nella bandiera del Veneto o persino una elettrice vestita da Wonder Woman. C'è stato spazio anche per un sorriso in una giornata storica per il Veneto e i veneti.